Devo anche dire che stiamo finendo il Pfizer, nel senso che il Pfizer abbiamo 40.000 dosi, poco più, e, per cui c'è il problema della disponibilità di vaccino. La notizia arriva un po' in sordina e segue il dato assolutamente positivo dei soli 8 nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Veneto, il dato migliore da mesi, cui però Zaia fa seguire un'ultima ora. Alle promesse di nuovi arrivi del generale Figliuolo in Veneto soltanto il 13 maggio scorso non ha fatto seguito un reale cambio di passo nelle consegne. Dal 23 di aprile a luglio, con le previsioni di tutto questo periodo, siamo a meno 25,60 di Pfizer e meno 65,74 di Moderna. Ne parlavo anche l'altro giorno col commissario Figliuolo, anzi l'altro giorno, sabato sera, e c'è questo tema, c'è il tema che ci vuole una fornitura, c'è una straordinaria di vaccini. La regione continua a mantenere una media di 40.000 vaccinazioni al giorno, una macchina dunque che non sfrutta ancora tutto il suo potenziale organizzativo. Se le forniture corrispondessero alle previsioni, il Veneto, secondo Zaia, potrebbe raggiungere l'immunità di gregge ad agosto. Viste le prenotazioni e tutto, vedo che insomma se riuscisse ad arrivarci un bel po' di vaccini ad agosto il giro di boa lo facciamo. Il presidente cita l'esempio padovano: dei 7 ricoverati in terapia intensiva, 4 non sono vaccinati, 3 avevano appena effettuato la prima dose. Salgono le percentuali degli immunizzati. Tra vaccinati e prenotati la fascia 60-69 sale all'82,4%, mentre quella dei 40-49 è già al 60,5%. Domani il piano di sanità pubblica, già approvato dal CTS, andrà in giunta. Prevede screening a campione sulla popolazione. Non solo di fare tamponi di screening, che quelli di base ci servono, ma addirittura di pensare a target più importanti, rincorrendo ovviamente fasce di popolazione che sono fuori, avulse da questo sistema, no? Quindi c'è i luoghi di aggregazione, i centri estivi, eccetera. L'ultimo passaggio è per il mondo delle discoteche, ad oggi ancora fermo e sul quale il CTS dovrebbe esprimersi proprio oggi. Il presidente Zaia giovedì all'incontro con Mattarella fa sapere che si schiererà a fianco della categoria. Oggi sono letteralmente dimenticati e vediamo poi cosa accade in giro per le piazze. Cioè, le immagini che arrivano dalle piazze ci dicono che in discoteca sono più sicuri. Punto. E l'appello mio che faccio al governo che metta mano subito a queste aperture.